Ultimo sabato da bollino nero sulla rete di Autostrade Alto Adriatico, molto simile a quanto successo sabato scorso, con code alla barriera dell'Isert per il rientro dalle vacanze e in prossimità dell'uscita ai caselli delle località balneari per gli ultimi scampoli di esodo. Previsti circa 182.000 transiti nel corso di tutta la giornata, con circa 26.000 ingressi proprio alla barriera dell'Isert. A tal proposito si rinnova in questo fine settimana la collaborazione con Dars Autostrade Slovene per deviare il traffico sulla Villesse Gorizia in caso di necessità, sistema che nel precedente fine settimana ha consentito di contenere entro i 6 km gli incolonnamenti sulla barriera isontina, evitando ulteriori congestionamenti soprattutto sulla viabilità ordinaria, considerando l'impossibilità di uscire e entrare allo svincolo di Sistiana in direzione Venezia per i lavori di FVG Strade al cavalcavia. Per quanto riguarda gli altri caselli, sono previsti quasi 18.000 transiti in uscita alla Tisana, 13.000 in ingresso, 16.000 in ingresso a Villesse, considerato l'afflusso attraverso l'itinerario alternativo da Slovenia e Croazia, e quasi 14.000 in uscita tra San Donà e Meolo, altrettanti in ingresso. I flussi cominceranno ad aumentare progressivamente già dalla giornata di domani, venerdì 23, con traffico intenso da Bollino Rosso al mattino e al pomeriggio in direzione Venezia. Stando alle previsioni, domenica 25 dovrebbe essere una giornata più tranquilla, traffico sostenuto da Bollino Giallo con circa 163.000 transiti. Per qualsiasi informazione è possibile consultare l'app Info Viaggiando o il sito infoviaggiando.it.